da lunedì mettere nelle condizioni le 300 case di riposo del Veneto, quindi vi do in anteprima questa informazione, di testare tutti i visitatori, togliendo ulteriore ansia perché noi siamo fortemente preoccupati delle case di riposo. E così, dopo le scuole dove sono state attivate le squadre anti-Covid, sorvegliate speciali tornano le RSA, qui del resto stanno i soggetti più deboli. Lo screening in loco sui visitatori permetterà di avere anche dati su larga scala e a proposito di tamponi la macchina regionale raggiunge una cifra record. 2 milioni passati, 2 milioni, e penso che questo, se pensate l'anno scorso a quest'ora, mai avremmo pensato di parlare di 2 milioni di tamponi. E proprio il monitoraggio conferma la tendenza, il 95-96% dei contagiati continua a non avere sintomi, un quadro diverso rispetto alla scorsa primavera. È cambiato il mondo, dice Zaia, che pure ribadisce la pericolosità del virus e la necessità di usare la mascherina anche alla luce delle nuove misure governative. Io dico, se avessimo indicazione che prendendo una compressa al giorno ci salviamo la vita da una malattia mortale, ci sarebbe qualcuno che rifiuta la compressa? No. Allora, o ci mettiamo in testa che la mascherina salva la vita, no? o continuiamo così. In attesa dell'ufficialità delle misure dell'esecutivo e del nuovo DPCM che si preannunciano non derogabili da parte delle regioni, Zaia chiarisce i rapporti Roma-Venezia all'insegna del motto a ciascuno il suo. Non è che noi vogliamo fare i bulli, no? Cioè non è che vogliamo fare i guastafeste, però è pur vero che a Roma è giusto che ci sia una regia, è giusto che ci sia una visione, diciamo, generale del problema pandemico, è previsto anche dalla Costituzione, ma è altrettanto vero che i malati poi ce li abbiamo noi.